E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo, e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse, scuse, senza ritorno. E ora viaggi, ridi e vivi, o sei perduta col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dov'è il tuo amore? Ma dove hai lasciato il tuo amore? Grazie. Ha stravolto i canoni della canzone italiana con le sue ballate sempre più sospese tra mito e realtà. Ha sfidato gli arroganti di ogni tempo con il linguaggio sferzante dell'ironia. E la sera del 27 agosto del 1979 fu rapito dall'anonima sequestri sarda e tenuto prigioniero nei monti vicino a Pattada. Al suo rilascio, dopo 4 mesi e il pagamento di un riscatto, scrisse questa canzone, Hotel Supramonte. Così dolce di sete, passerà anche questa stazione senza far male. Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Ma dov'è il tuo cuore? Fabrizio De André, genovese, nato nel 1940, è stato tra i primi ad infrangere i dogmi della canzonetta italiana con le sue ballate cupe, affollate di anime perse, emarginati e derelitti da ogni parte del mondo. Questa di stanotte, a Die Störung, è una storia dedicata alla poesia e al fenomeno del banditismo in Sardegna. De André ha attinto a piene mani dalla canzone medievale alla tradizione provenzale, dalla letteratura americana ai canti dei pastori sardi, da Baudelaire a Fellini. Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e sole. Ma dov'è il tuo amore? Ma dove hai lasciato il tuo amore? Daltonici presbiti, mendicanti di vista, il mercante di luce, il vostro oculista, ora vuole soltanto clienti speciali che non sanno che farne di occhi normali.
non più ottico ma spacciatore di lenti. Per improvvisare, occhi contenti perché le pupille abituate a copiare inventino i mondi sui quali guardare. Seguite con me questi occhi sognare, fuggire dall'orbita e non voler ritornare. De André usava il linguaggio del poeta non allineato, ricorrendo alla forza dissacrante dell'ironia per frantumare ogni convenzione. Il suo è un disperato messaggio di libertà e riscatto contro le leggi del branco e l'arroganza del potere. De André è moderno. Ma il perché sia stato rapito quella sera di fine estate assieme a quella che sarebbe diventata poi sua moglie, la cantante Dori Ghezzi, non è legato direttamente alla sua fama. Per via delle simpatie anarchiche, De André da anni era stato messo sotto osservazione dai servizi segreti italiani e all'epoca del sequestro si pensò ad un rapimento di stampo politico, organizzato dalle Brigate Rosse o addirittura da apparati deviati dello Stato. Erano falsità, ma se è vero che gli esecutori materiali furono 10 pastori sardi, i mandanti furono solo 2, un veterinario toscano e un ex consigliere comunale sardo del Partito Comunista Italiano. Rompono gli argini, gli argini, gli argini, trovano cieli, 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 cieli da fotografare. Durante il periodo di reclusione i due vissero esperienze traumatiche, come essere legati ad un albero o essere tenuti nascosti per giorni sotto dei teli di plastica. Fabrizio però, all'indomani del suo rilascio, durante una conferenza stampa a casa del fratello Mauro, traccia un racconto pacato dell'esperienza. Raccontò che ai primi giorni fu proibito loro di togliere le maschere e che per questa ragione vennero imboccati dai sequestratori. Dichiarò che il primo mese fecero loro compagnia le emozioni e che poi prevalse la monotonia. Nel primo album pubblicato dopo la liberazione, L'Indiano del 1981, il filo conduttore che lega i brani è il parallelismo tra il popolo dei Pelle Rossa e quello sardo. Sottili ma non velati sono i riferimenti all'esperienza del sequestro e dall'uso della locuzione Hotel Supramonte usata dai rapitori per riferirsi al luogo della prigionia alla descrizione un po' naif e romantica degli improvvisati banditi sardi. Vedo gli amici ancora sulla strada, loro non hanno fretta, rubano ancora il sonno, l'allegria, all'alba un po' di notte, e poi la luce che trasforma il mondo in un giocattolo. Faremo gli occhiali così, faremo gli occhiali così. Tentò la fuga entrambi verso le 6 del mattino dalla bottiglia d'orzata dove galleggiava Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della vagina, la sua anima accesa mandava luce di lampadine. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua barba un pettirosso da combattimento. I polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori
rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa. È con canzoni come questa che De André demolisce tutti i cliché della tradizione musicale, compiendo in Italia la stessa operazione compiuta da Bob Dylan negli States. Quello di Fabrizio De André, quelle di Fabrizio De André sono storie ironiche e senza tempo, i cui personaggi sembra schizzino fuori dai testi e con la loro umanità, con la loro inquietudine, con la loro disperazione. La canzone italiana conosce per la prima volta temi sociopolitici, facendo di De André suo malgrado punto di riferimento della contestazione giovanile e incubo dei burocrati della RAI, che non sapevano fin dove spingere la censura di storie così sottili e metaforiche e però così esplicite nella loro denuncia sociale. Se a baffi di sego per il primo si può fare domani sul far del mattino. E furono inviati messe, fanti, cavalli, cani ed un somaro ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio, il Carbonaro. Il ministro dei temporali in un tripudio di tromboni auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile, perché avevamo un cannone nel cortile, un cannone nel cortile. La domenica dell'esame nessuno si fece male, tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica dell'esame si sentiva cantare, quanta bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare. In quegli anni 70 gli italiani erano abituati a tutto, davvero a tutto. Sequestri, stragi, attentati, terrorismo nazionale ed internazionale. Pareva che nulla potesse destarci da quel torpore e nessuno si aspettava che in quella sera di fine estate Fabrizio De André e Dori Ghezzi sarebbero stati rapiti dalla loro casa dell'Agnata, a 2 passi da Tempio Pausania e nel cuore della Gallura. Lì i due vivevano da diversi anni e come più volte Fabrizio dichiarò, quello era il luogo dove sarebbero dovuti sempre essere, un luogo dell'anima, dove entrambi tornarono a vivere, sancendo un legame indissolubile con quest'isola. E nonostante tutto, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastilisti e dai padri maristi. Voi avevate voci potenti, lingue allenate a battere il tamburo. Voi avevate voci potenti, adatte per il vaffanculo. La domenica dell'esame gli addetti alla nostalgia accompagnarono tra i flauti il cadavere di utopia. La domenica dell'esame fu una domenica come tante. Il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante. Mentre il cuore d'Italia da Palermo ad Aosta si gonfiava in un coro di vibrante protesta.
Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone, con poco senso del pudore. Le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza tra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. S'attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con 4 salti si portò. Attenti al gorilla. In realtà questa non è una canzone di Fabrizio, il quale si limitò a fare una traduzione de Le Gorille di Georges Brassens, cantautore francese molto amato da De André. Si tratta di una canzone contro la pena di morte, nella quale viene pesantemente sbeffeggiato un giudice vittima del gorilla vendicatore, il quale, volendo accoppiarsi, scambia il giudice per una scimmia e lo stupra. Come potete immaginare, questa canzone fu boicottata dalla radio statale francese e poi anche da quelle italiane per molti anni. Ma il fenomeno del banditismo non nasce con quel sequestro eclatante, ma ha origini molto più antiche, risalenti alla seconda metà del XIX secolo. L'Unità d'Italia aveva messo in secondo piano il problema del meridione e in particolare la Sardegna versava in fortissimo degrado socio-economico, aggravato da un diffuso analfabetismo e dalla malaria. I piemontesi sfruttavano le nostre scarse risorse minerarie, sfruttando la manodopera locale. In sostanza i sardi erano vassalli, deliberatamente schiavizzati, ed è in questo contesto sociale che nasce il banditismo, nella provincia di Nuoro e in particolare nel territorio di Orgosolo. Il bandito diventa colui che combatte i soprusi, uccide e poi si dà la macchia, una specie di Robin Hood. Lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quel che successe tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dell'incredibile e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla. Chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, la chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva.
sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, e l'accompagnarono al primo treno. Bocca di Rosa è una delle canzoni più conosciute dell'artista genovese e che tra quelle anche più care, perché sarebbe quella che gli assomiglia maggiormente. È la storia di una prostituta, che anche se in realtà questa è un'imprecisione, perché come recita il testo stesso della canzone, Bocca di Rose non è né l'uno né l'altro. Lei lo faceva per passione, riferito ovviamente al sesso. Questa è la storia di una forestiera che con il suo comportamento libertino e passionale sconvolge la quiete del paesino di Sant'Ilario, ma è un'altra metafora per attaccare la mentalità perbenista e bigotta delle donne liguri e dell'Italia intera. Bocca di Rosa viene espulsa dal paese e fatta salire su un treno, ma già alla stazione successiva è accolta in modo trionfale, tanto che il parroco la vuole al suo fianco in processione. Il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano. Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcere Oinero. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al 100° catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con 4 infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papà, mi sbottone mi leggo giornale. Consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. Qua ricetta caccicciri della compagna di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. Quell'uomo certissimo e immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene 6 figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un trasessore che Dio lo perdona, un 30 roulotte ci alleva i visori. Poi vi basta una mossa, una voce, che sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le 3, volite spremuto, volito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. Il banditismo era stato etichettato dalla stampa, ma anche da Antonio Gramsci, come anonima sequestri o anonima sarda. L'anonima sarda però, a differenza della mafia o della camorra, è indipendente. Rispondeva al codice barbaricino e non ebbe mai relazioni con altre associazioni a delinquere né con la politica italiana. Eccezione fatta, forse, nel caso del rapimento di De André. Nella storia del banditismo sardo ci sono ovviamente personaggi di spicco, per alcuni personaggi anche epici come Matteo Bo e Graziano Mesina, il primo originario di Lula, noto per il suo fascino e per essere stato l'unico detenuto riuscito ad evadere dal carcere dell'Asinara, il secondo perché coinvolto in diversi sequestri e per aver svolto la mediazione per la liberazione del piccolo principe saudita Farouk Qassam, rapito a Portocervo nel 1992 e a cui fu mozzato un orecchio recapitato via posta alla famiglia con intimidazione. Le circostanze del suo ruolo non sono mai state chiarite, ma Grazianeddu era lì il giorno del rilascio del bambino e Grazianeddu è di nuovo scomparso, si è dato
per la terza volta alla macchia. Oh, che bello caffè, ora in carcere usando la ricetta di Ciccirenella, compagni di cella precisa mamma. Quando non c'è più decoro le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi si sono fatiscente per chi se per niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe usante, ma che dinte voi state a pagare e fuori chissà ci stanno spazzando. A proposito tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato. Chi l'ha fatta 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che chi se caffè. Ricordi, sbocciavano le viole con le nostre parole, non ci lasceremo mai, mai, e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fan presto, amore, ad appassire le rose, così per noi. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. Se la poesia di De André è sofisticata e metaforica, è anche semplice e romantica, come in questo pezzo, che se conoscete, ovviamente, potete cantarlo con me. Perché no? Quei fiori appassiti al sole d'un aprile ormai lontano, li rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. E sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. Di Störung 2.9, 2.9, ai microfoni e in video. Per SME Radio, Rodolfo Caloria.
avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est dicevano che in fondo era uguale, credevano a un'altra diversa da te e non mi hanno fatto del male, credevano a un'altra diversa da te e non mi hanno fatto del male. Non sono solo gli argomenti sociopolitici ad essere protagonisti delle canzoni di De André, ma anche la tematica della fede, ampiamente trattata nell'album del 1970, La Buona Novella, con la rilettura di alcuni Vangeli apocrifi. In questa canzone Faber elenca i 10 comandamenti analizzati dall'inedito punto di vista di Tito, il ladrone pentito crocifisso a fianco a Gesù. Oggi il banditismo in Sardegna sembra essersi estinto. Alcuni credono grazie agli effetti della legge 82 del 91 che prevede il blocco dei beni dei familiari dei rapiti. Altri ritengono sia oggi un'attività troppo costosa e complicata, con il coinvolgimento di molte persone fra basisti, fiancheggiatori e banditi. Quello che è certo è che è progressivamente diminuito il numero dei rapimenti, e l'ultimo che io ricordi è quello dell'imprenditore sardo Giovanni Pinna nel 2006. Quello che auspico è che quelle condizioni di povertà e ignoranza che rappresentano l'humus per la nascita di questo fenomeno siano definitivamente scomparse e per sempre da quest'isola meravigliosa e possa offrire quest'isola opportunità migliori per tutti, dall'Ogliastra alla Baronia, dalla Barbagia al Mondrolisai. Sgozzati come animali, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali. Il quinto dice non devi rubare e forse io l'ho rispettato, vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevano rubato. Ma io senza legge rubai il nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Ma io senza legge rubai il nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andar lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Un'altra tra le canzoni più apprezzate di Faber, Via del Campo, vicolo fra i più malfamati della Genova degli anni 70. Vicolo popolato da prostitute, travestiti e gente povera, ossia quegli ultimi cui il cantautore ha sempre prestato attenzione nei suoi brani. Ancora una volta si racconta la storia di una prostituta e di un illuso che le rivolge una proposta di matrimonio che non verrà accettata. Questo brano è il penultimo di questa storia, di questa carrellata di personaggi, tematiche, provocazioni
e metafore, che spero abbia ben rappresentato la figura di questo artista immortale, molto amato in Italia e che vanta tanti estimatori anche all'estero. Un personaggio schivo, estremamente timido, tanto che nei concerti e nelle rare apparizioni live si esibiva avvolto nella penombra. Un personaggio non convenzionale e soprattutto per quell'epoca estremamente moderno. Il racconto è quasi finito con un altro personaggio, un'altra prostituta. Una storia senza tempo che parla ancora una volta di persone senza storia. I toni di questo brano sono lievi, fiabeschi, pieni di immagini e colori. Sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno di un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò 3 volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello, tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo sei quell'aquilone, e c'era il sole e avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e ai baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, e lui che non ti volle creder morta bussò 100 anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, Marinella, che sei volata in cielo su una stella. Ed è così che questa notte di Pasquetta ha voluto interferire nelle onde di Radio Sme. Spero vi sia piaciuta questa puntata biografica dedicata a uno dei miei cantautori italiani preferiti. L'avrete già capito se siete frequent listeners di Störung. Vi do appuntamento tra qualche settimana per la puntata 2.10, ma c'è ancora un'ultima cosa. Da Rodolfo Calorio è tutto, non mi rimane altro che augurarvi una gute Nacht. Grazie. Per i tuoi larghi occhi, per i tuoi larghi occhi chiari, che non piangono mai, che non piangono mai, e perché non mi hai dato che un addio tanto breve, perché dietro a quegli occhi batte un cuore di neve. Io ti dico che mai il ricordo che in me lascerai sarà stretto al mio cuore da un motivo d'amore. Non
pensarlo perché tutto quel che ricordo di te, di quegli attimi amari, sono i tuoi occhi chiari, quei larghi occhi che restavano lontani, anche quando io sognavo, anche mentre ti amavo. E se tu tornerai, t'amerò come sempre ti amai, come un bel sogno inutile che si scorda al mattino. Ma i tuoi larghi occhi, i tuoi larghi occhi chiari, anche se non verrai, non li scorderò mai.